Gentili amici e amiche, la visione all'ascolto, più che dare buon pomeriggio, edizione straordinaria del nostro audio-video giornale per un aggiornamento in merito alla notizia che avevamo dato poco fa sull'incendio che sta interessando un mobilificio nella zona di Azzano Decimo. Un violento incendio si è sviluppato poco dopo le 15 in un mobilificio in via Ponte Luma ad Azzano Decimo. La densa colonna del fumo è visibile a chilometri di distanza. Sul posto stanno operando diverse squadre dei vigili del fuoco impegnate nel difficile compito di spegnere prima possibile il rogo. La temperatura è elevata e le fiamme stanno attaccando facilmente. Il primo cittadino di Azzano Decimo si trova sul posto per constatare da vicino l'evolversi della situazione. Lo stesso ha consigliato alla popolazione curiosi di non avvicinarsi nel contesto per evitare di disturbare le operazioni di soccorso e spegnimento. La polizia locale, assieme alla squadra comunale di protezione civile, sta operando lungo le vie che portano sul luogo dell'incendio, con l'arteria interdetta alla circolazione fino al termine dell'emergenza in corso e deviazioni applicate nello stesso contesto. Dalle ultime notizie giunte in redazione risultano che 3 persone sono state trasportate all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone a bordo dell'ambulanza per una leggera intossicazione. Chiaramente vi terremo aggiornati nel corso del pomeriggio attraverso aggiornamenti flash sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione all'ascolto, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.